Prende tempo il presidente della regione Raffaele Lombardo per nominare i dirigenti generali. I contratti sono scaduti il 30 dicembre, ma per il governatore della Sicilia è più impellente la questione politica, che dovrà garantire la prosecuzione dell'attività, ma soprattutto programmare i prossimi appuntamenti elettorali. E così, tra rinvii e propositi di riequilibrio, la vicenda dei dirigenti rimane ferma, con il grande disappunto dei sindacati che non risparmiano critiche a Lombardo. In un documento unitario, CGIL, CISL, UIL, SADIRS, DIRSI, UGL e SIAS parlano di ennesimo spettacolo indecente messo in campo dalla politica del governo regionale e lanciano l'allarme. I continui avvicendamenti e le rotazioni non sono riusciti finora a garantire un minimo di continuità amministrativa, in spregio ai criteri di merito che hanno lasciato il passo a quelli dell'appartenenza politica. Per il Cobas-Codir, se non si procede all'immediata ufficializzazione delle nuove nomine o dei relativi interim, si rischia la paralisi dell'attività amministrativa in una dozzina di importanti dipartimenti. E per il sindacato non è solo una questione di tempi, ma anche di modalità finora seguite per l'attribuzione delle nomine, discutibili sotto molti profili. Per tutti i dipartimenti decapitati, spiegano infatti i Cobas, fino a quando non verranno nominati i sostituti, nessuno avrà potere di firmare gli atti. Inoltre non si ha notizia dei dovuti atti necessari per il conferimento di ogni nuovo incarico, non sono stati banditi concorsi per la dirigenza di prima fascia e quindi l'assegnazione di incarichi a dirigenti di seconda fascia e nella maggior parte di terza fascia fa scaturire vantaggi di carriera e l'erogazione di cospicue indennità in totale assenza di regole certe e procedure a evidenza pubblica. Ed ancora non si ha notizia di procedura di verifica sull'attività dei dirigenti generali al fine di valutarne il reale raggiungimento degli obiettivi. Per Cobas e Codir, nella gestione degli incarichi ai direttori si ricorre a pratiche puramente clientelari. Piuttosto che l'eventuale risultato conseguito, conta esclusivamente l'appartenenza e la segnalazione politica. L'amministrazione e i siciliani sono ancora una volta ostaggio della politica, che sembra volere mettere davanti agli interessi della Sicilia e dei siciliani gli interessi di bottega.